Oggi le scuole sono arrivate in banca, quindi si conclude forse anche tutto il progetto Education. Come è andato innanzitutto? Allora, molto bene, una giornata che ci ha entusiasmato, che ci ha emozionato. È una generazione che non si è confrontata con temi come l'inflazione, come il rialzo dei tassi di interesse, sono tematiche che poi hanno un riflesso sulla quotidianità. Chiaramente noi cerchiamo anche di sollecitarli su temi molto pratici, molto operativi, come tutto il mondo dei sistemi di pagamento che interessano loro nella loro quotidianità e nel soddisfacimento delle loro esigenze, sottolineandogli sempre la necessità di agire e operare in sicurezza. Capire le diverse tipologie di banche ha permesso di non fare di tutto nero un fascio, soprattutto in questo periodo in cui vediamo questo settore bersagliato. Capire quali sono le diverse finalità ci aiuta a capire quella che è la realtà. Sembrava un po' più distante, qui invece sembra un po' più concreta come cosa. Quindi... Sapevi tutto? Hai imparato qualche cosa di nuovo? No, è stato buono per l'apprendimento di nuove informazioni, soprattutto sì, quelle riguardanti i pagamenti digitali e la sicurezza. Non avevo tanto un'idea di distinguere le diverse banche, adesso ho un po' più un indirizzo insomma, su come funzioni. E cosa hai capito che è la differenza principale secondo te? Le banche di credito cooperativo sono quelle personalmente che mi piacciono, cioè mi ispirano di più perché appunto, come hanno anche oggi spiegato, servono anche per il benessere del benessere di tutti i cittadini di una determinata residenza, quindi molto interessante, soprattutto adesso, in questa età, in cui si comincia a lavorare. E quindi... Tu fai qualcosa? Sì, lavori sì. già? Quindi hai accumulato qualcosa? Sì, esatto. Lo risparmi, lo tieni lì o lo vuoi investire, tra virgolette? No, per adesso lo tengo da parte, dopo vedrò insomma. Sì. Ti hanno spiegato anche che cosa vuol dire essere banca di credito cooperativo? Sì, che aiuta il territorio e quindi è come tutta un'azienda quasi che aiuta il territorio e investi soldi su di esso in modo da far guadagnare un po' tutti. Questo perché è in atto una profondissima trasformazione nel mondo delle banche, da banche di relazione a banche digitali. Noi stiamo facendo esattamente il contrario. Ci stiamo posizionando sempre di più in quel segmento di banca di relazione, banca del territorio, che è così apprezzato dalla nostra clientela. Mentre la maggior parte delle banche in qualche modo chiudono filiali, voi aprite nuove filiali e assumete. Che cosa c'è alla base di questo strano meccanismo? Ma il fatto che noi innanzitutto siamo banca del territorio, abbiamo aperto filiali per essere sempre più vicini alla nostra clientela, siamo banca del territorio ma anche banca di relazione, siamo anche noi una banca digitale, stiamo digitalizzando processi, abbiamo app che facilitano l'accesso da remoto all'interno dei nostri servizi bancari, ma crediamo che la consulenza, la capacità di ascolto che hanno soltanto persone che hanno preparate, che comunque hanno la disponibilità di prodotti e servizi finanziati diversi, e non soltanto quelli delle case prodotto, possano essere la miglior soluzione per clienti che hanno bisogno di una specializzazione e che hanno bisogno di una personalizzazione dei servizi di consulenza.